Ricominciamo! E ricominciamo il nostro viaggio con una frase filosofica. Si tratta della parola di Confucio, ma non è di Confucio, no. Di quale parola recondita stiamo parlando? Meglio sa di biri caghendi che di biri cagao. A chi di voi non è mai venuto un attacco di colite in piena strada, con il caldo assurdo dell'estate, un mal di pancia che non ce la si fa più e bisogna trovare un modo per non farsi A quanti di voi non è capitato? A tutti è capitato. A me, principalmente, soprattutto, diverse volte. In questi posti dove io risiedo ultimamente dicono questa frase molto recondita: al tempo al cul a falchen che voglia lui, che sarebbe a dire che il tempo e il culo fanno il cavolo che gli pare. E collegata con questa frase qua: chi se ne frega delle persone che ti vedono mentre stai non gliene frega niente a nessuno, tu ti devi liberare, devi scaricarti, non c'è niente da fare. Ma chi ne sindi sbatteri, ma e t'arrabbio di indivrigare a tu, colendi decoro. Ogni posto è buono per liberare i propri intestini. In Sardegna di posti per farla. Siete in campagna? Si va sotto un cespuglio, dietro una frasca, dietro un albero. Basta che troviate un angolo recondito e che vi portiate qualche salvietta, altrimenti pulitevi con quello che trovate. Evitate l'ortica e il fico d'India e soprattutto la foglia di fico. Credetemi, non sulla parola, perché io non l'ho fatto, ma conosco un sacco di gente che l'ha fatto e ne sta ancora soffrendo le conseguenze. E se siete in città, andate in un bar, bevetevi un caffè. E lo so che stimola, però evitate posti tipo ascensori, panchine. E la traduzione è questa: meglio che ti si veda mentre stai defecando piuttosto che vederti defecato. Prendete esempio dai piccioni e tenetevi al coperto, soprattutto a Natale, perché a Natale passano le renne. Le renne non sono piccioni.